nata in Sardegna. La mia famiglia, composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti primitivi, aveva autorità e aveva anche biblioteca. Ma quando cominciai a scrivere, 13 anni, fui contrariata dai miei. Il filosofo ammonisce: se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per la strada dei monti. Se lo trovi nella poesia la seconda volta, puniscilo ancora. Se fa per la terza volta, lascialo in pace, perché è un poeta. Senza vanità, anche a me è capitato così. Avevo un irresistibile miraggio del mondo, soprattutto di Roma. E a Roma, dopo il fulgore della giovinezza, mi costruii una casa mia. Vivevo tranquilla con il mio compagno di vita ad ascoltare le ardenti parole dei miei figli giovani. Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino, ma grande sopra ogni fortuna la fede nella vita e in Dio. Grazie, Teresa. Bentornati a Biazantes, buongiorno a tutti. Una grande emozione, devo dire, oggi a sentire la viva voce di Grazia Deledda durante il suo discorso a Stoccolma nel 1926, quando gli venne consegnato il premio Nobel per la letteratura. Una grande soddisfazione per tutti i sardi sicuramente, e devo dire che è stato davvero emozionante sentire il suo discorso lì e sentirlo dalla sua viva voce. Grazie Bruno Lombardi, buongiorno. Buongiorno a te e buongiorno a tutti a casa. Molto bello davvero, molto toccante. Molto interessante. È una di quelle figure che non dovrebbero mancare dalle lezioni scolastiche. È una di quelle figure, Grazia Deledda, che dovrebbe ricordare non solo a tutte le donne, ma anche a tutti i maschietti, che è difficile in quell'epoca, era molto difficile in quell'epoca emergere, soprattutto per una donna, ma è ancora più importante perché la sua vita, oltre che il suo estro letterario, la sua grande immaginazione che ha riportato nella realtà dei suoi romanzi, un mondo così particolare come quello sardo, è importante che si capisca e che si renda conto che è una donna molto coraggiosa e soprattutto ha vissuto la sua grande vocazione, che era quella della letteratura, ma soprattutto della poesia, perché lei è certamente una grande poetessa. Lo vediamo da molte liriche, anche il suo tratto caratteristico dei suoi romanzi. C'è una vena poetica straordinaria, una donna che ha subito anche da colleghi italiani anche delle critiche anche pesanti e fuori luogo. Sai, una donna in quell'epoca difficilmente poteva diventare una letterata per molti. Quindi è anche questo forse l'aspetto più importante di Grazia Deledda, e quindi l'abbiamo sentito anche nell'audio, no? Lui dice appunto questo aspetto: sono nata in Sardegna, è la prima cosa che dice. Lì credo che ci sia tutto, l'amore per la Sardegna, ma anche tutto quello che la Sardegna non poteva dare e magari non potrà dare proprio per le invidie, per questi aspetti dove ogni cosa deve essere catalogata. Una donna non poteva essere così. Infatti abbiamo sentito in quel pezzo che continua a dire, no, e fa una citazione del filosofo. Il filosofo dice appunto che quando vedi insomma tuo figlio che sta scrivendo, allora lo devi praticamente costringere a non farlo. La seconda volta, se lui continua, devi ancora costringere a non farlo. La terza volta è un poeta, lascialo fare. È una donna libera di vivere la letteratura, e la letteratura gli ha dato questo grande premio. Questo grande riconoscimento è veramente, come tu hai detto, un grosso orgoglio per tutti noi. Quell'orgoglio che appunto traspare nella sua prima frase, sono nata in Sardegna. E che oggi dovrebbe essere ancora di più studiata, ancora di più offerta tutta la sua parte letteraria, ma tutta la sua storia. Una donna che poi ha amato Roma, lo sappiamo. Io stesso da poco sono stato in Emilia-Romagna e ho visto personalmente questa epigrafe a Cervia, appunto, dove viene ricordata. Lei è stata lì, ha abitato lì, ha vissuto lì, insomma, aveva una casa lì, passava molto tempo lì. Quindi vedere queste tracce dove appunto si dedica a lei questo aspetto vuol dire che ha lasciato il segno praticamente ovunque. È una donna di grande carattere, un carattere letterario che dovrebbe essere insegnato anche a coloro che oggi fanno romanzi, e magari fanno romanzi più di carattere politico che non di carattere poetico. Ecco, infatti era proprio questo che ti volevo chiedere.
perché oggi in tanti provano a cimentarsi in situazioni di questo tipo. Come la vedresti tu, una Grazia Deledda catapultata nel mondo di oggi? In alcuni casi sofferente, perché l'anima reale, poetica dei suoi romanzi in alcuni oggi magari non c'è così spiccata. È vero anche che lei ha avuto, come lei stessa dice, infatti anche in Sovraimpressione ci saranno un po' di slide su questo, dove lei parla di grandi personaggi come De Gubernatis, per esempio, che è stato un grande personaggio italiano, rivolto anche al mondo internazionale. Ecco che quindi Grazia Deledda probabilmente oggi sarebbe ancora più moderna oggi in questa età moderna. Non so se ho risposto alla tua domanda, forse è un po' contorto a quello che sto dicendo, ma credo che sia proprio un personaggio senza tempo, già avanti e sempre più avanti di quanto magari potremmo essere noi oggi qui. Quindi c'è tanto da imparare dal punto di vista umano anche da questa donna. E le celebrazioni che sono in corso in quest'anno ovviamente non fanno altro che testimoniare questa necessità di avvicinarsi sempre di più a personaggi di questo tipo e studiarli in un certo vorrei modo. Chiudere con una piccola chicca, magari, diciamo così, magari molti non lo sanno. Tra quelle persone che invece hanno avuto una grande corrispondenza, non solo di intenti ma anche appunto lettere scritte, voglio ricordare alcuni sassaresi, da Enrico Costa, il grande Pompeo Calvio, e quindi significa che non tutti gli intellettuali di quel tempo erano contro di lei, anzi. Bene, grazie Bruno. Grazie a te. Dai, anche oggi dimmi che cosa... Giuro, no, la prossima volta non te lo chiedo. Guarda, la prossima settimana, visto che insomma anche qualcuno mi ha chiesto, mi ha mandato qualche email, entriamo all'interno di un nuraghe monotorre, così facciamo vedere a casa che non tutti i nuraghi sono uguali, anzi entriamo in un monotorre particolare e andremo a Sedilo, a Perra de Bartesusu, un nuraghe straordinario che sembra solo un'unica torre ma nasconde all'interno delle particolarità architettoniche straordinarie. Va bene, staremo a vedere, noi come sempre ti aspettiamo, prima di averti ringraziato anche per questa puntata odierna, grazie per essere stato con noi. A voi amici a casa vi ricordo che il 22 novembre si avvicina, mi raccomando non rimanete indietro con la sintonizzazione dei vostri smart TV, perché TeleG continua e viaggia verso il futuro. Ormai la televisione ve l'abbiamo già messa in tasca direttamente con PC, tablet e soprattutto telefonino, ma ricordatevi che potrete continuare a seguirci anche da casa, basta andare su web teleg.tv, memorizzatevi il canale e da allora sarete sempre nostri fedeli amici, guardandoci anche dal vostro divano, come sempre avete fatto fino ad oggi. Grazie per essere stati con noi.